Dovrà sfilarla dalla testa del re. Buonasera gentili amici ed amiche di Fanner Media Service, un cordiale saluto che vi giunge dall'Atletico 2000, dove a distanza di oltre un anno torna la Serie A della Lega Calcio 8 con l'esordio casalingo dei Pumas che ospitano nel recupero della prima giornata la Roma Calcio 8. Ancora Quinquinio sul punto di battuta dalla posizione più distante, va lui direttamente in porta e De Santis la deve alzare in corner. Posizione dalla destra, Surci la mette in mezzo ora su terra, il pallone sfila, rimane lì, ci arriva ora Sestili che prova il sinistro rimpalato, va col destro Sestili, è un super gol del numero 10 che al secondo tentativo spolvera l'incrocio dei pali e porta in vantaggio la Roma Calcio 8. Pallone anche Cioccari, può ripartire Maschietti, però scatenato il numero 7, poi questa volta viene fermato da un avversario ma è veramente in grandissima forma. Manuel Maschietti che riceve il pallone, prova il destro in porta e poi in qualche modo De Santis attacca con catena il Pumas, il pallone giocato per Coco che la lavora col mancino ed è un altro super gol di Coco che emula il gol del vantaggio della Roma e pareggia i conti all'Atletico 2000. Sestili non riesce a metterla giù, allora Sciamotti col mancino, una gran bomba per Maschietti, un tocco di mano involontario, allora può ripartire ancora il Pumas col miracolo di Merciaro. Sciamotti per il Pumas, un tocco leggermente molle per Catena che deve andare a metterci una pezza, mentre sul proseguo dell'azione sono addirittura in 3 della Roma a proteggere il pallone, ma è il Pumas che lo riconquista con la conclusione in porta e Merciaro subito presente. Attenzione, si continua a giocare, che andava facendosi sempre più incessante della Roma. Attenzione a Catena che apre sulla destra, può attaccare da quella fascia il Pumas con il pallone messo in mezzo e l'autorete che vale il 2-1. Il 2-1 del Pumas che la ribalta con uno sfortunato autogol, 2-1 all'Atletico 2000. La rete del 2-1 nella seconda frazione si trova ora a dover inseguire la rete del 2-2, c'è il miracolo di De Santis su Feula da 0 metri. Battuta lunga, c'è Succi anticipato, il pallone rimane là, Quinquini con il destro, sfila di un nulla al lato di De Santis. Roma che di fatto dovrà gettare letteralmente il cuore oltre l'ostacolo. Quinquinio dalla metà campo, ma arriva il triplice fischio del direttore di gara. Termina quindi così con la rimonta del Pumas che rimonta l'1-0 e centra la prima vittoria in Serie A della Lega Calcio 8. Veniamo da una stagione comunque in Serie A2 comunque importante, piena di successi. Il campionato sappiamo che è difficile, con squadre veramente organizzate e ottimi giocatori, però noi siamo un bel gruppo e tentiamo il massimo per divertirci e per vincere. Diciamo ho fatto tutto io. No, vabbè, a parte le battute che in questo momento non ci va tanto di fare, quello è un episodio e rimane quello. Loro mi hanno impressionato bene, correvano tanto, noi secondo me abbiamo preso male gli spazi, non abbiamo coperto bene il campo e quindi in alcune situazioni siamo trovati scoperti e abbiamo anche sofferto. Poi alla fine secondo me il pareggio comunque era il risultato più giusto, visto anche il miracolo che ha fatto il portiere, impressionante, quello che abbiamo fatto sul finale, quindi secondo me il pareggio era il risultato più giusto, non la vittoria da parte nostra, perché ripeto loro hanno fatto un'ottima partita a mio avviso.